Ancora Santa Venerina contro Russo Sebastiano Calcio, terzo faccia a faccia stagionale per le due formazioni, il secondo nel giro di 7 giorni che vale però l'accesso ai quarti di finale della Coppa Italia Promozione. Si riparte dall'1-1 del Luigi Averna di Torre Archirafi firmato Marraffino Borzì 7 giorni dopo, domenica 22 dicembre, in chiusura di 2024 il Vincenzo Grasso di Santa Venerina, il teatro che ospiterà il match di ritorno di questi ottavi. Novità tattica per la RSC, mister Seminara schiera i suoi infatti con un inedito 3-5-2. Calabretta in porta, difesa a 3 composta da Patanè, Salemi e Dadone, Tomarchio in cabina di regia con Musara e Polisi, le due mezzali di centrocampo, sugli esterni Orofino e Pennisi, in avanti la coppia Fisichella e Marraffino. Questo dunque l'11 scelto dal tecnico ripostese, pronti via e il Santa Venerina a partire fortissimo dopo nemmeno 4 giri di lancette. Errore in disimpegno di Patanè, intercetta Palazzolo, stop e tiro di esterno collo da distanza clamorosa, è un gol spaziale questo di Pietro Palazzolo, come Borzì domenica scorsa, anche per lui super gol dell'ex ed è 1-0. Una magia quella del 7, ma RSC che non c'è, altro errore in uscita, scambiano Rogazione e Borzì. Entra in area Rogazione, sinistro forte, paratone di Calabretta che mette in angolo. Quarto d'ora a 1000 all'ora dei padroni di casa, qui Di Mauro spacca le linee, serve Ilardi che può puntare Pennisi. Doppia sterzata, poi cross perfetto per l'inserimento di Borzì che da 2 passi manda alto di testa. Reazione RSC con questa punizione di Tomarchio che pesca Salemi in aria, ma da buona posizione, manca il tocco del centrale biancazzurro. Ancora Santa Venerina, stavolta su punizione laterale, botta forte e palo esterno e una furia. La squadra di casa, c'è campo per Ilardi scatenato che può puntare Patanè, va via in aria, Calabretta, manco a dirlo, salva tutto. Minuto 42, può impostare la RSC con i suoi 3 di metà campo, bella trama che coinvolge Patanè, Fisichella e Pennisi, imbucata di quest'ultimo per l'inserimento di Musara che con sinistro punisce il Santa Venerina sull'uscita di Boallegue con la 10 sulle spalle. Ruggero Musarra 1-1. Un 2007 per un 2006, scambiano loro, grande azione dei biancazzurri, quarto gol stagionale per il Principito Musarra. 1-1 al riposo, nella ripresa in avvio Pennisi sulla destra, cross al centro, Foti interviene col braccio larghissimo, ma non c'è nulla per il direttore di gara che lascia proseguire. Dall'altra parte proteste invece dei padroni di casa per questa trattenuta di Salemi ampiamente ai limiti del consentito. Poco dopo a scappare via sulla sinistra è Valenti che cade giù, azione che prosegue, Borzì serve il compagno che calcia forte, sempre Calabretta a tenere in vita i suoi. Nel finale lancio per servire Valenti che sguscia via Patanè, sinistro forte del 3 di poco alto. Finiscono così i tempi regolamentari, saranno allora i calci di rigore a decidere questo ottavo di finale tra Santa Venerina ed RSC. Lotteria che inizia in favore dei padroni di casa, va motta dal dischetto e non sbaglia il 18 rosso-giallo-blu. Tocca invece Fortunato Napoli aprire la serie biancazzurra. La rincorsa del 22 che incrocia forte col destro, spiazzato Boallegue 1-1. Il turno di Borzì per il Santa Venerina, esecuzione perfetta anche per l'attaccante dei padroni di casa che non sbaglia. Per la RSC la volta quindi di Filippo Loiacono, rincorsa lunga per lui, aspetta il movimento del portiere, poi sceglie l'angolo ad incrociare e 2 pari.
Valenti dagli 11 metri per il Santa Venerina, chiude col sinistro, sfera nell'angolo, avanti di 1. Si entra quindi in zona calda, terzo rigore RSC affidato a Marraffino, che sceglie anche lui l'angolo a sinistra, paratone qui di Boallegue che apre la strada al Santa Venerina. C'è Palazzolo allora dai 12 passi, calcia sempre in quell'angolo, Calabretta intercetta, ma non basta. Rigore pesantissimo adesso per la RSC, tocca Gaetano Marino che apre il piattone, Boallegue in tuffo respinge e sarà questo l'ultimo frame di questa sfida che termina così, passa meritatamente il Santa Venerina RSC e tornerà in campionato contro il Belpasso.